Andiamo nel Veneto, velocemente, grazie. Francesco Olivo, commerciante a Portogruaro. Si parla tanto di chiusura del centro con regime ZTL. Stamattina c'è stato un importante incontro in comune tra l'amministrazione e le categorie commerciali. Pare sia stato raggiunto un accordo, da quello che sono riuscito a sapere. Diciamo che più che un accordo c'è stata l'intenzione delle categorie economiche di lavorare a fianco dell'amministrazione comunale per raggiungere un obiettivo, per creare un progetto sulla città dove l'obiettivo finale deve essere o la ZTL o la pedonalizzazione. Importante è capire subito che deve essere l'obiettivo finale, non l'obiettivo principale. Quindi noi lavoriamo per arrivare a una pedonalizzazione come obiettivo finale di un progetto che dovrà essere fatto tra tutti quanti i vari soggetti, quindi cittadini, amministrazioni, categorie economiche e commercianti. Ecco, però la condizione sine qua non per creare la pedonalizzazione del centro resta legata alla realizzazione di alcuni parcheggi. Avete avuto sotto questo profilo delle rassicurazioni? Diciamo che rassicurazioni vere e proprie no. L'importante è che comunque si lavori per arrivare al raggiungimento di questi parcheggi, perché se vogliamo partire dall'idea di più di una ventina d'anni fa che il centro storico sia un centro commerciale integrato, è chiaro che ci deve essere un parcheggio importante che possa servire tutto il centro storico. Tutte le superfici commerciali che sono state aperte negli ultimi anni a livello di ipermercati e cose del genere, la condizione principale è quella di avere un parcheggio. Vabbè, ma non c'è il progetto, il parcheggio grande all'Oratorio Pio X? Io voglio vederlo realizzato. Bene, ringraziamo dunque Francesco Olivo, linea alla redazione centrale.